Avete mai visto un televisore a colori da 1000 pollici? Ecco, questo è il centro vitale di un televisore a colori. Qui abbiamo applicato la protezione Chrono System CGE. Qui no, basta uno sbalzo di tensione. Vedete cosa può succedere senza una protezione come Chrono System? Chrono System CGE protegge più a lungo la qualità del colore anno dopo anno. Gli animali, questi sconosciuti. Ebbene sì, vai che ci siamo, vai. Grazie ragazzi. Fermi, basta così, grazie. I pantaloni. Sono completamente falsi. Volete vedere? Un applauso alla tasca dei miei pantaloni. Un applauso all'arredamento, guarda. Non si sa come. Innanzitutto questi pantaloni sono al mio massimo, per piacere, perché è per mettere le mani in tasca che è un dilemma, perché diventi... Se vai in autobus in Sardegna si appendono tutti alle tasche. Scusate, caro. No, non diciamo queste cose qua perché ho visto anche dei sardi alti 1,65 come... Va bene. Dunque, per la serie Gli animali. La regia, prendete nome e cognome di quello lì. Per la serie Gli animali, non ti riguarda questa serie. Questi sconosciuti parleremo, stavolta ragazzi è una sorpresa incredibile, parleremo di un animale, sai quegli animali? La formica. La formica ci fa ridere perché la formica è un'organizzazione come società peggio dei giapponesi, perché quando sono in pochi le formiche, quando sono poche sono 1 miliardo e 2 miliardi e 3. E noi le sottovalutiamo la formica perché è piccolina, mangia la briciolina, sai, la formichina, fosse grossa come un barboncino che dice dammi un panino, te mangiati tu. Le sottovalutiamo per le dimensioni, però sono una delle società più aggressive e più spietate, le formiche sono del mondo bestiale. Proprio sono abbestiati al massimo. Le formiche si dividono in categorie ben precise e sono anche delle maleducate, perché le formiche vengono lì, ti mangiano tutto, non ti dicono neanche grazie. Quindi no, le formiche cosa? Sei l'unico. C'è uno, c'è anche 2 mani così, Scusate. Le formiche hanno una società strutturata perfetta. Ci sono le formiche operaie. Le operaie sono quelle che lavorano come bestie sempre. Mattina, pomeriggio, sera, di notte, lavorano sempre. Infatti il sindacalista Lama le odia, perché non fanno mai uno scioperino, mai in cassa integrazione. Infatti Lama, come vede le formiche, le schiaccia, se le mette nella pipa e se le sciroppa come un formichiere. Lama è aggressivo. Poi ci sono delle formiche. Nelle formiche ci sono... È una società sostanzialmente femminista, perché la formica femmina è quella, la guerriera, che ha le mascelle, che non ha delle mascelle, è quella che mastica tutto, la guerriera, mastica tutto, c'ha un girmi addosso, mastica tutto. Poi c'è la formica portinaia, vi giuro, c'è la formica portinaia, è una formica con un testone grosso, che fa da tappo alla casa. Sì, fa il portone, cioè con la testa grossa, chiude la casa e le formiche, toc toc, aia, chi è? E le fa entrare. Poi ci sono le formichine, bellissime, ci sono le formichine contadine, che sono quelle che allevano dei funghi, pensate, non le vanno a mangiare, se li allevano loro, dei funghettini che coltivano la terra con il concime di un bruchino. Con la cacchina di questo bruchino coltivano questa terra e mangiano questi funghetti e poi hanno una specie di stallina dove hanno un'afide, è un'afide che coltivano le stesse formiche, da cui traggono un latticino, come le nostre mucche, vi giuro una cosa, vanno lì con le antennine, tic tic, che è questo qui, tic 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 tic, gli sforna dei litrini di queste cose qua. Poi ci sono le formiche termosifone. Cioè le formiche termosifone le formiche hanno risolto il problema del gasolio con queste formiche, perché vanno al sole, stanno delle ore al sole, le formiche termosifone, si arrostiscono, quando stanno per esplodere dal caldo tornano nella tana e tutte le altre formichine si scaldano così e perfetto. Poi ci
Ci sono le formiche barattolo! Le formiche barattolo, ma vi giuro, cioè, dato che le formiche sono ghiottissime di miele, nutrono queste formiche fino a riempirle come un barattolone di miele, poi si appiccica al soffitto questa formica qui e ogni tanto quando la formica ha bisogno di miele gli fanno quello lo sputa giù, sputa questa miele e vivono tutta la vita appiccicate lì perché non possono crollare, perché se crollassero morirebbero con tutto il volume che hanno. E poi come si accoppiano le formiche? Come si accoppiano le formiche? Dunque l'ape regina, la formica regina si accoppia grosso modo come l'ape. Cioè la formica regina ha un rapporto ogni 20 anni. Ha un ritmo che non so, tipo mai buongiorno. Ma è scappato, va bene. C'ha questo ritmo ogni 20 anni. I formichi aspettano per 20 anni questo momento. Te li immagini i formichi? Sono quelli alati che aspettano lì, non ce la faccio più. Te la do io, sai. E dunque la formica si innalza in volo, no? Come l'ape, si innalza in volo e questi formica, sì, dai, parti te, no, parto io, sì, parto. E parte. Il più coraggioso e quello più resistente arriva più in alto, dov'è la formicona. Arrivano lì e anni che aspettava questo momento, prende la formicona, tic, tic, alla velocità della luce, tic, e muore. Non fa neanche il tempo a fare... muore! Poi ci sono formiche regine. La formica regina, sui libri c'è scritto che hanno un accoppiamento ogni 20 anni. Io non ci credo perché ho visto delle formiche regine che facevano dei movimenti. L'ho letto su Formica 2000. Facevano delle... Aia, sempre così questa velocità nelle cose che non se ne può più. E dunque la massima che trago da Ugo alla bocca della verità è questa. È bellissima. Stai zitto! Guarda che vengo lì e ti strappo mezza unghia. Dunque, siamo un po' seri. Siamo un po' seri detto da me al massimo. Dunque, il lavoro degli altri nobilita l'uomo. Firmato Principe di Galles, detto Gabbard.